Assessore, c'è stata una polemica sui pazienti oncologici che c'era l'eventualità di trasferirli allo Zonchello per allestire un reparto Covid al posto dove, insomma, in oncologia qui al San Francesco. Cosa ci dice in merito? Sono qui anche per fare questa valutazione, per vedere insieme ai responsabili dei reparti e della struttura, per vedere qual è la locazione migliore per il reparto Covid che deve aumentare i costi. Quindi c'è in programma nuovi allestimenti di reparti Covid oltre a quello del 10° piano qui a Nuoro? Adesso vediamo, io sono qui proprio per vedere, voglio rendermi conto di persona della situazione logistica. San Francesco che è veramente in crisi, 134 medici che mancano, pronto soccorso quasi al collasso e non solo, ematologia lo stesso, ci sono diverse criticità, insomma porterà delle risposte l'assessore Diego ai sindaci. Le criticità sono sempre quelle che conosciamo ormai da quando ci siamo insediati, cioè la mancanza cronica di personale, e scontiamo ovviamente per il fatto che il blocco del turnover e la carenza di specialisti ha fatto questo scempio. Stiamo cercando di porre rimedio, abbiamo 39 selezioni aperte che stiamo scorrendo per cercare di dare nell'immediato respiro alle strutture come quella del San Francesco che sono carenti. Abbiamo bandito 60 concorsi che stanno cominciando finalmente a vedere la luce perché c'è stato il blocco, ricordo, per il Covid fino a luglio, quindi è ripresa la prassi burocratica per l'attivazione dei concorsi e quindi a breve speriamo di avere qualche risposta concreta da dare a una struttura come questa che è in grande sofferenza. Abbiamo dei tempi sullo scorrimento di queste graduatorie? Le graduatorie delle selezioni sono già in scorrimento, purtroppo devo dire che per esempio per quello che riguarda la medicina di emergenza, urgenza e accettazione, la graduatoria è già stata scorsa e non ha accettato nessuno per venire a Nuoro, per esempio. E questo purtroppo è un Cosa significa? Significa che nessuno ha dato la disponibilità per venire E allora cosa succede? Adesso c'è la possibilità da parte delle aziende sanitarie, che io ho dato mandato di, ovviamente, nelle more dello svolgimento dei concorsi, di assumere con tutte le possibilità che vengono offerte dal punto di vista contrattuale, cioè che siano a contratto libero professionale, qualunque modalità. Le aziende possono assumere tutti quelli di cui hanno bisogno che trovano sul mercato. Questa è la nostra impostazione da subito. Poi, È possibile dare un bonus in più per invogliare a venire in un ospedale disagiato? Ci sono delle regole contrattuali che non è che possiamo derogare ai contratti collettivi così in maniera così facile. Poi, tutto quello che si può fare si cercherà di farlo. Però intanto le aziende devono decidersi a essere più pronte, magari nel chiamare le figure che servono, perché noi questa disposizione l'abbiamo data mesi fa. Quindi la possibilità di assumere ce l'hanno.